Io parto dal presupposto che noi abbiamo l'autonomia come un principio fondamentale della nostra Carta Costituzionale. I paesi democratici sono paesi in cui non solo le libertà individuali sono garantite, ma dove c'è un pluralismo istituzionale. L'autonomia è l'espressione massima del pluralismo istituzionale e il pluralismo istituzionale è il sintomo più importante di una democrazia matura. Questi valori di autonomia vanno però coltivati e vanno coltivati partendo dal presupposto che stanno dentro l'interesse nazionale e che quindi l'esercizio dell'autonomia deve essere un esercizio molto responsabile. In questi anni lo è stato, soprattutto negli anni di particolare crisi economica e sociale di questo Paese. Penso che l'esito non confermativo dell'ultimo referendum costituzionale che affrontava la riforma costituzionale, una parte importante e secondo me positiva del rapporto Stato-Regioni-Autonomie, debba portare il prossimo Parlamento centrale nazionale a mettere al centro il tema del regionalismo italiano e penso che l'iniziativa assunta dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che si è consacrata in questa preintesa firmata con lo Stato sia un fatto positivo perché va nella direzione di sperimentare forme nuove di autonomia e di regionalismo che possono essere utili per migliorare la qualità e la quantità dell'efficienza amministrativa e del governo responsabili dei nostri territori.